benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Udienza del processo Open Arms a Palermo, il fondatore dell'ONG spagnola Oscar Camps contro il ministro Salvini. A bordo, ha detto, avevamo una situazione grave. Un tunisino fermato per l'omicidio di Pachino. Si tratta di un 19enne che indossava ancora indumenti insanguinati. Le indagini proseguono per identificare altri partecipanti alla rissa tra connazionali costata la vita a un uomo di 30 anni. Ballottaggio al veleno ad Acireale, ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto per scegliere il sindaco, sfida tra Garozzo e Barbagallo. Ad agitare il dibattito gli strascichi giudiziari di quest'ultimo. La laurea di Laura Salafia, conferito dall'Università di Catania, il titolo magistrale honoris causa alla studentessa che 13 anni fa rimase gravemente ferita nel corso di una sparatoria a pochi passi dalla facoltà di lettere. Quei blackout che costano una vita, il dramma della bambina morta a Roma perché dimenticata in auto dal padre rimanda ai 2 casi verificatisi nel passato a Catania. Gli esperti parlano di fattore transitorio legato ad amnesia dissociativa. La guerra digitale, dalla lotta agli hacker alle opportunità lavorative, a Catania incontro con le massime autorità della cyber security sulle nuove frontiere della sicurezza online. Prova costume non ti temo, tra rimedi last minute, attività fisica, qualche rinuncia a tavola, ecco come ci si prepara al primo weekend in spiaggia. Bentrovati. A Palermo, nuova udienza del processo Open Arms in cui è imputato il vice premier Matteo Salvini. Oggi a deporre è stato il fondatore della ONG spagnola Oscar Camps, che ha ricordato: a bordo avevamo una situazione grave. Marco Gullà. Il processo Open Arms che si celebra al carcere Ucciardone di Palermo e che vede imputato il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, entra nel clou. 3 anni fa, infatti, ad agosto, nelle vesti di ministro dell'Interno, Salvini bloccò lo sbarco di 147 persone a bordo della nave ONG spagnola. Il processo è arrivato a un punto importante. Oggi la deposizione di Oscar Camps, fondatore dell'Open Arms. Le condizioni a bordo della nave non erano adeguate, erano passate troppi giorni e molte persone avevano malattie infettive, la maggior parte con la scabbia. Ha detto Camps che da questo processo si aspetta giustizia. Una declarazione normale. Il medico che era a bordo della missione 65, il primo ufficiale, che faranno naturalmente dichiarazioni su quello che è successo durante la missione, e speriamo di avere giustizia. Poi fa riferimento anche a Salvini e dice così. È sua opinione? Sono le sue dichiarazioni. In realtà i ministri che sono venuti a dichiarare prima di lui in questo processo hanno detto che le decisioni che ha preso sono state solo una sua responsabilità. Vedremo quello che stabilirà il giudice. Intanto la comunicazione via mail tra il fondatore di Open Arms, Camps, e l'allora cancelliera tedesca Angela Merkel entrano ufficialmente nel processo di Palermo. Chiesi a Merkel l'intervento dell'Unione Europea, ha detto Camps nella sua deposizione nell'aula bunker. L'obiettivo era quello di farci assegnare un porto sicuro che fosse il più vicino possibile. Camps poi aggiunge: a bordo della nave dei soccorritori c'era molta tensione, oltre alla mancanza di acqua non c'erano neanche medicine a sufficienza. Matteo Salvini in aula, assieme al suo avvocato Giulia Bongiorno, parlerà a fine udienza. C'è un fermato per l'omicidio avvenuto a Pachino tra martedì e mercoledì. I carabinieri hanno bloccato a Ispica un 19enne tunisino che passeggiava indossando gli stessi indumenti della notte in cui è scoppiata la rissa tra connazionali e che ha portato alla morte di un 30enne, Francesco Aloi. Stava passeggiando per le vie di Ispica quando i carabinieri lo hanno trovato. È un 19enne tunisino. Lui avrebbe ucciso Mansour Haitem nella notte tra martedì e mercoledì a Pachino. Adesso deve rispondere di omicidio aggravato. È stato localizzato nella giornata di ieri dai militari del nucleo investigativo a Ispica. Indossava gli stessi abiti dell'omicidio e al momento della fuga ha tentato anche di disfarsi di pochi grammi di hashish. La visione delle immagini delle telecamere
ha consentito agli investigatori di individuare l'autore del ferimento mortale, ma alla violenta rissa nelle vie del centro hanno partecipato anche altri connazionali. Le indagini sono tuttora in corso e si stanno concentrando sull'identificazione di coloro che hanno partecipato alla rissa, ma soprattutto di coloro che hanno assistito all'omicidio. Bottiglie di vetro, bastoni, mastelli per la differenziata. Durante la rissa tutto poteva diventare un'arma. Coltello o punteruolo, quale potrebbe essere l'arma del delitto? Per accertare quale possa essere l'arma del delitto siamo in attesa di quello che sarà l'effetto dell'autopsia che avverrà nei prossimi giorni. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni, perché quando le istituzioni e il gruppo squadra funziona come quello che abbiamo visto in questo frangente, nell'arco di poche ore siamo riusciti a identificare il sospettato e anche a trarlo in arresto. Tanta la paura tra i residenti della cittadina del Ciliegino. C'è chi denuncia le violenze e chi invece ha paura e si chiude nel silenzio. Intanto le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, continuano per fare luce completa sulla rissa. Ferimento in via Trieste, a 2 passi dal mercato di Ortigia a Siracusa. Erano da poco passate le 10:30 quando un giovane in sella a uno scooter ha sparato a un altro ragazzo che vendeva frutti di mare. Il ferito, già noto alla giustizia, è finito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Chi ha esploso i colpi di pistola invece è già stato individuato dalla polizia. Il movente sarebbe di natura economica. Ballottaggio. Andiamo su un'altra notizia, scusate. Salvatore Ferlito, amministratore di fatto della Sicula Costruzioni, società cooperativa in concordato preventivo dal 2021, e della CFC SRL, in fallimento dal 14 ottobre del 2022, entrambe operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori edili, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale dalla Guardia di Finanza di Catania. Nell'inchiesta sono indagate altre 8 persone. Secondo la Procura di Catania, Salvatore Ferlito sarebbe emerso come il dominus di fatto dell'intero gruppo di società riconducibili alla sua famiglia e avrebbe utilizzato la sua posizione di amministratore di fatto, e in alcuni casi anche di diritto, per svuotare la Sicula Costruzioni SRL e la CFC SRL in favore delle altre società del gruppo, nel momento in cui, per effetto dei rilevanti debiti maturati, risultava più conveniente continuare l'attività economica con una nuova o diversa realtà aziendale. Questa mattina ai Benedettini di Catania, cerimonia solenne per il conferimento del titolo magistrale a Laura Salafia, la studentessa che 13 anni fa rimase ferita nel corso di una sparatoria. Una grande emozione, ha detto Laura durante la cerimonia. Emanuela Corsi. Proclamiamo Laura Salafia, dottore magistrale honoris causa in filologia moderna. È in questa laurea honoris causa il riscatto di Laura Salafia, un prestigioso riconoscimento assegnatole dall'Università di Catania che rappresenta non solo una rivincita nei confronti della vita, ma anche tutta la forza che da 13 anni l'accompagna nonostante la tragedia che l'ha colpita e che le ha cambiato per sempre l'esistenza. È un'emozione fortissima, il mio cuore non riesce a trattenersi, perché questa vita non è tanto semplice da vivere, però cerco di affrontarla con tutta la mia forza. Il 1 luglio del 2010 Laura si trova nei pressi della sua facoltà in Piazza Dante, dove è in corso una sparatoria. La traiettoria di una pallottola colpisce accidentalmente la giovane studentessa catanese al midollo. La lesione la rende tetraplegica. Nonostante tutto, Laura riesce a dare un senso alla sua vita, tra l'amore della gente e l'amore per gli studi e la scrittura. La ragazza torna sui libri, sostiene altri esami universitari, un percorso che viene interrotto nuovamente a causa di un peggioramento delle sue condizioni fisiche. Poi ad un certo punto le sue forze
fisiche non glielo hanno più permesso, ma aveva già dato più della metà degli esami e oggi consegue quello che ha a lungo inseguito. In questi anni Laura ha collaborato con il quotidiano La Sicilia e nel 2017 ha pubblicato un libro dal titolo Una forza di vita, dove racconta di sé e dal quale sono stati estrapolati i testi della sua Lectio Magistralis. È la dimostrazione che con la resilienza, con la resistenza, con una forza di vita, giusto per citare il suo libro, è possibile raggiungere tutti gli obiettivi e coronare i sogni. Nel 2021 Laura ha ricevuto anche l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Ed eccoci al ballottaggio e alle polemiche ad Acireale, ultime ore di campagna elettorale nella città dei 100 campanili. La sfida è tra Nino Garozzo e Roberto Barbagallo. Ad agitare il dibattito gli strascichi giudiziari di quest'ultimo. Luca Ciliberti. Ad Acireale ultime ore di campagna elettorale per il ballottaggio. Si sfidano due ex sindaci con storie e percorsi differenti. Al primo turno avanti Roberto Barbagallo con il 36%, candidato civico sostenuto dal deputato regionale Nicola D'Agostino, su cui converge adesso anche tutta Forza Italia. Dietro al 26,5% Nino Garozzo, candidato di tutto il centrodestra. Noi vogliamo dare alla città un governo come il 2014 di persone che hanno voglia nuovamente di cambiare questa città. Questa città in questi 5 anni è tornata indietro, soprattutto nelle piccole cose, nei servizi essenziali che sono mancati dal centro storico alle frazioni. Lo scontro è anche tra due modelli diversi di vedere questa città, lo sviluppo di questa città, i comportamenti, la missione che ognuno di noi si è dato, le ragioni per cui siamo in campo. Io non ho ambizioni personali da coltivare, l'interesse della città per me è stato sempre prevalente. Spero che con la vittoria della nostra coalizione si possa pacificare la città, la smilitarizziamo dal controllo capillare angolo per angolo, famiglia per famiglia, che ci riporta ad antiche stagioni che pensavamo ormai tramontate. Ecco, questa è la nostra ambizione, dare fiducia. La città dei 100 campanili, che ha dato i natali a Rino Nicolosi, dovrà voltare pagina dopo l'amministrazione a 5 Stelle di Stefano Alì, che ha scelto di non ricandidarsi. Occorrono delle decisioni affinché questa città abbia una visione turistica, una visione agricola, una visione di una città in decadenza da troppi anni. Come sappiamo, il ballottaggio è una partita a parte, è una finale secca, dove non conta il primo turno o il turno di qualificazione, perché si vota con un corpo elettorale diverso e soprattutto con un voto che è più d'opinione, perché viene meno l'effetto di trascinamento delle liste. Ma la domanda che tra le mura domestiche si fanno tutti ad Acireale è una sola: quanto peseranno gli strascichi giudiziari di Barbagallo, condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, ora in attesa dell'appello dal quale si dice certo di uscire assolto? E come se non bastasse, nelle ultime ore si sono aggiunte alcune relazioni pericolose ipotizzate nell'informativa della polizia proprio su Barbagallo. La legge Severino per alcuni reati e anche il mio, nel caso di tentato non si applica. Quindi la tentata indebita induzione riteniamo, ma lo ritiene questo Tribunale di Agrigento, è una delle prime sentenze, un'altra c'è su Palermo sul Presidente del Consiglio Totò Orlando, quindi riteniamo che questa legge non si applica. Qualora la Prefettura l'applicasse ricorreremo immediatamente. Per quanto riguarda le altre vicende, la città di Acireale mi conosce, io sono distante da quello che scrivo qualche giornale, ma distante anni luce. Poco fa l'ho detto, io giro lungo e largo, quindi se mi fermo a prendere un caffè e vicino c'è una persona che magari appartiene, non so a chi, io se lo conosco lo saluto e finisce lì. Acireale lunedì sera avrà un nuovo sindaco, legittimato dalle urne, e a lui toccherà prima di tutto scacciare polemiche e veleni. Un bambino di 2 anni di Trapani si è sentito male dopo aver ingerito droga ed è stato ricoverato in prognosi riservata in un ospedale di Palermo. Dopo le prime cure, le condizioni di salute del bambino sono in miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Trapani. La polizia ha sentito i genitori e eseguito perquisizioni nella loro abitazione. Bimbi morti in auto dimenticati dai genitori. L'ultimo drammatico caso di Roma riporta alla memoria quelli verificatisi a Catania qualche anno fa. Situazioni come queste, secondo gli esperti, non sarebbero dovuti a una sindrome specifica, ma a un fattore transitorio legato ad amnesia dissociativa. Roberta Lunghi.
L'auto rossa con il finestrino rotto per tentare una salvezza disperata è risultata vana nel piazzale della cittadella militare della Cecchignola, nell'area sud di Roma. È ciò che resta di una tragedia che ammutolisce tanto è doloroso il racconto della morte di una bimba di 14 mesi rimasta in quell'auto chiusa per 7 ore. Si chiamava Stella e quelle 7 ore avrebbe dovuto passarle all'asilo dove non è mai arrivata. Il suo papà, un carabiniere di 45 anni, nel drammatico interrogatorio ha dichiarato di essere convinto di avere accompagnato la figlia all'asilo. Un caso che ricalca l'ultimo episodio a Catania nel 2019, quando un giovane ricercatore dell'Università Etnea la mattina del 19 settembre dimenticò per 5 ore in auto il proprio figlio di 2 anni, causandone la morte nel parcheggio del Policlinico. Un'analoga tragedia era avvenuta sempre a Catania il 3 luglio del 1998. Un bimbo di 20 mesi rimase vittima della stessa dimenticanza del padre, un ingegnere della SGS Thomson, uscito con la sua Punto per accompagnare all'asilo il figlio e lasciato in auto nel parcheggio della multinazionale per 7 ore. Casi ripetuti che hanno generato l'etichettatura degli eventi sotto il nome di sindrome del bambino dimenticato. Per il professore Giovanni Martinotti, psichiatra docente all'Università di Chieti, si tratta di una invenzione giornalistica. Tecnicamente sono delle amnesie dissociative, è come se in quel frangente la persona si disconnettesse, è come quando il computer si blocca e la rotellina continua a girare, ecco, in quel momento non siamo più in grado di captare le informazioni e non siamo in grado di ricordare. Questo è molto comune. Ma quali possono essere i motivi che generano questi fenomeni transitori? Da che può dipendere? Ma fondamentalmente dal multitasking quotidiano. Siamo sempre più bombardati da stimoli e spesso non riusciamo a contenere tutto insieme, non riusciamo a mantenere un equilibrio che ci permette di interagire con le situazioni e ricordarle. Quindi questo fa saltare il sistema. I segnali di possibili amnesie dissociative ci sono. Delle piccole dimenticanze sempre più comuni, sempre più frequenti, sempre più invalidanti, e allora può essere un segnale d'allarme. Ovviamente i casi drammatici sono pochi, ma il meccanismo è lo stesso. L'appuntamento scordato, l'appuntamento importante che aspettavo e incredibilmente me lo dimentico. È lo stesso meccanismo dietro quello di dimenticare un bambino dentro un'auto. Dal 1998 ci sono stati in Italia 11 casi di bambini morti perché dimenticati in auto. È stato pubblicato il bando per la vendita dell'ex Bluetech di Termini Imerese. Il termine ultimo per presentare le offerte per l'acquisto è stato fissato per le 13 del 15 settembre prossimo. La guerra contro i crimini online e le frontiere della cybersicurezza. Se ne è parlato a Catania in un incontro con esperti e forze dell'ordine. Prevenzione e formazione restano i punti fermi per contrastare le nuove minacce globali. Tonino De Mana. La tecnologia a supporto della tecnologia per combattere nuovi crimini, anzi i cybercrimini, portati avanti da esperti informatici sempre più aggiornati e capaci di infiltrarsi ovunque, mettendo a repentaglio anche la sicurezza nazionale. Prevenzione e formazione sono sempre le parole d'ordine per una minaccia globale che richiede nuovi investimenti e magari nuove figure professionali, coinvolgendo i giovani, il mondo universitario e naturalmente le forze dell'ordine. Abbiamo sempre più bisogno di operatori, di ragazzi, di giovani che operano nell'ambito della cybersicurezza e poi che chiaramente abbiano un occhio riguardo al cybercrime, che è quello poi di cui si occupa la polizia. È un fenomeno sempre più crescente, allora cosa fare in questi casi? Innanzitutto la prevenzione. Quando la polizia arriva già forse è tardi, quindi imparare a proteggersi, avere una maggiore consapevolezza, anche questo richiediamo ai ragazzi, anche per questo andiamo noi nelle scuole, proprio per formarli a imparare. Anche la Sicilia va alla ricerca di figure interessate ad intraprendere una carriera nel mondo della cybersicurezza, dove nonostante la crescita degli attacchi e le diffusioni di phishing e malware mancano all'appello gli strumenti per combatterli, ovvero le risorse umane. Ecco perché la Learning Academy di Catania, in collaborazione con i principali istituti tecnici professionali della provincia e l'Academy di Palo Alto, Stati Uniti, ha organizzato una conferenza sulla transizione digitale e sulla formazione continua per la certificazione delle competenze cyber. È un percorso formativo che sensibilizza le coscienze da una parte, ma che dall'altra parte aiuta gli studenti a avviare un percorso di formazione professionale. Previsto un concorso per 50 posti all'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, ma non basteranno comunque per coprire i vuoti d'organico.
Secondo le previsioni meteo, quello alle porte sarà il primo vero weekend estivo. Ci si prepara dunque a tornare al mare, ma sono tutti pronti alla fatidica prova costume? C'è chi corre in palestra, chi si mette a dieta e chi invece non rinuncia alla granita. Eva Spampinato. Presto che non resisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte è quello che Stavi inseguendo la tua forma fisica per l'estate? Assolutamente sì. Chi la rincorre da una vita, la forma fisica, e chi non ci pensa affatto. Preferisco il cervello, mettiamola così. Con l'arrivo del tanto atteso caldo che nel fine settimana farà schizzare la colonnina di mercurio sopra i 30 gradi, arriva anche il momento di affrontare la spiaggia e la temutissima prova costume. Portami un bel magno. Un magno? È la prova costume. Io non ho mai temuto la prova costume, è sempre il costume che teme me. Tutti in palestra dunque o ad allenarsi all'aria aperta? Non c'è la prova costume prima dell'estate, bisogna allenarsi costantemente, così non bisogna sforzarsi soltanto all'ultimo. Hai incrementato nell'ultimo periodo? Un pochettino, ci ho aggiunto un giorno in più, quindi sì, rispetto ai 3, ora 4 giorni. E a tavola si fa qualche rinuncia? Sì, bisogna. Magari non sempre, alla fine la vita è una, bisogna sempre accontentarsi, diciamo, no? Però è importante aggiungere l'alimentazione allo sport. Si ci prepara allenandosi costantemente tutto l'anno, non ci sono esercizi che fanno miracoli nel breve tempo, e poi anche facendo attenzione a tavola a quello che si mangia. Questo principalmente è il segreto della prova costume. Si parla soprattutto di star bene fisicamente, quindi essere tonici e avere un fisico funzionale alle attività che si svolgono durante la giornata, assolutamente sì, non è soltanto una questione di dimagrimento. Tra rimedi last minute, squat e qualche rinuncia a tavola, sentiamo i consigli del personal trainer su come prendersi cura del proprio corpo in vista delle giornate al mare. Uno degli esercizi più completi appunto è lo squat, è un esercizio multiarticolare che, come possiamo vedere, allena sia le gambe, i glutei, ma rafforza anche il core. Quindi in questo periodo squat a go-go? Certo, prima dell'estate è solo squat. E se i forzati della palestra non saltano un giorno di allenamento, c'è chi alla granita non ci rinuncia affatto, con buona pace del costume. Rinuncerai alla granita oppure no? No, già l'abbiamo mangiata prima. Buonissima. Breve pausa, subito dopo la Coppa Italia di beach soccer. Vi aspettiamo. Eccoci insieme al nuovo trofeo in palio nel beach soccer. Questo fine settimana a Vasto si assegna la Coppa Italia, 2 le formazioni catanesi in gara. Dopo la prima giornata ne resta solo una in corsa per la coccarda tricolore. Marco Carli. Va bene al Catania Beach Soccer, non al Catania SSD. La prima giornata della Coppa Italia di Beach, in programma a Vasto, in Abruzzo, promuove la squadra allenata da Fabrizio Santos ai quarti di finale, dove nel pomeriggio se la vedrà con il Chiavari. Mentre al primo atto il team, guidato da Mario Giuffrida, ferma la sua corsa, almeno per quel che riguarda il tabellone principale che porta all'assegnazione del titolo. Il Catania Beach Soccer va avanti col brivido contro il Lamezia, avvio di grande livello con il doppio vantaggio firmato da San Filippo e Raffaele Padiglia. I calabresi però, fra la fine del primo tempo e l'inizio del terzo, riescono a raggiungere la parità, complice anche un gol in rovesciata di Baligna, poi operano addirittura il sorpasso. Ma il Catania non molla e ancora con Raffaele Padiglia ristabilisce l'equilibrio, trovando poi con Palazzolo la rete del 4-3 che vale la qualificazione al turno successivo. Avvio veemente anche del Catania SSD nel match con la Roma Beach Soccer. Gli etnei si portano sul 3-1 a proprio favore in avvio del secondo tempo, ma poi calano e non riescono più a centrare la porta dei laziali, che vanno in vantaggio prima dell'avvio del terzo parziale, in cui poi arrivano altre 2 reti per il 6-3 finale. Il Catania SSD si è rifatto in parte nella mattinata di oggi nel tabellone basso, infatti ha sconfitto con un pirotecnico 11-4 la Vastese, qualificandosi per le semifinali che porteranno all'accesso alla finale che varrà il 9° posto conclusivo. Nel tabellone principale domani le semifinali e domenica l'assegnazione del titolo.
È importante il richiamo del questore di Palermo Laricchia, dopo che la Mobile ha stroncato la movida violenza delle settimane scorse con 15 minorenni fermati, 5 in comunità di recupero. La gente ci aiuti di più, ha detto il questore, arrivando al punto doloroso che ci riguarda tutti, è l'indifferenza, in quel caso dei tanti presenti che non hanno mosso un dito nemmeno per cliccare 112 sul telefonino. Addirittura c'è chi racconta di avere provato a ripararsi nei locali della zona e invece di essere accolto è stato cacciato. Ora, senza usare parole grosse come omertà o guardonismo, no? Da rete, no? Che uno guarda e basta, va chiarito che si tratta senza dubbio di indifferenza, quella che viene ancora prima della paura, che pure c'è, paura di finire nei guai, ritorsioni, vendette, eccetera, eccetera. Che c'entro io con quelli? Sono bande, teppistelli, fanno sempre così, ognuno nella sua bolla, ci stiamo abituando alla nostra indifferenza, ma a quei ragazzi medicati per le botte e le ferite una telefonata ai carabinieri, un rifugio offerto in un locale avrebbe fatto comodo, di sicuro. Per fortuna lunedì ci sarà il corteo per una maggiore sicurezza di residenti e commercianti nel centro storico di Palermo. Sarebbe importante che segnasse davvero una svolta, un cambiamento anche nei nostri comportamenti quotidiani. Ci fermiamo qui, TG alle 20, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.